Davide, ma è vero che fare l'agente immobiliare è la cosa più facile del mondo? Sì, facilissima, infatti ti consiglio di farla. Ma potrei tipo andare in giro, passeggiare, vedere case, bere caffè. Sì, dobbiamo soltanto trovare immobili di qualità, dargli una stima corretta in modo tale da non sopravvalutare o sottovalutare la casa, trovare acquirenti, fare pubblicità, controllare i documenti, controllare le pratiche, controllare l'urbanistica, mettere d'accordo le parti sui... Facilissimo. Beh, vedi. Però è anche vero che praticamente più il prezzo della casa è alto e più la tua commissione è elevata, no? No. Il lavoro è uguale per case da milioni o per case da centinaia di migliaia di euro. In proporzione, in realtà, la provvigione cala leggermente quando vendi immobili oltre al milione. Ma almeno sarà vero il fatto che non conviene comprare un'agenzia, i prezzi saranno troppo alti. Assolutamente vero, infatti ti consiglio di comprare casa tra privati e trovarti tutte delle problematiche importanti proprio il giorno del notaio e dopo capirai perché il nostro lavoro è fondamentale.